MyPortal, il portale istituzionale dell'ente che la Regione del Veneto mette a disposizione gratuitamente per il territorio, ha completato il processo di adeguamento ai requisiti previsti dal PNRR nell'avviso 141 Esperienza del cittadino nei servizi digitali. L'evento organizzato da Agenda Digitale del Veneto, che aveva come obiettivo di illustrare il processo di migrazione alla nuova versione 3.1 e di far incontrare i comuni con le aziende ICT, ha accolto a Mestre oltre 150 partecipanti e 20 aziende. Le risultanze delle 3 sessioni di lavoro, molto apprezzata quella dei tavoli paralleli a cui hanno partecipato un referente regionale, il rappresentante aziendale e un gruppo di comuni del territorio, sono contenute nelle interviste raccolte a margine dell'evento. La Regione del Veneto, con l'evoluzione di MyPortal, MyPortal.3, vuole raccogliere e vincere la sfida PNRR. Quindi, grazie a questa strategia regionale, regione con comuni e imprese, perché è giusto che questa strategia sia condivisa non solo con il mondo delle istituzioni, ma anche con il mondo del mercato del digitale, sia sempre più diretto a soddisfare i bisogni dei cittadini in costante, rapida evoluzione. Quindi vogliamo interpretare al meglio la possibilità di rispondere alle esigenze di cittadini e imprese, che sono i veri azionisti di questa holding pubblica che è la Regione del Veneto. Quindi ci siamo, li spenderemo tutti questi fondi, ma soprattutto vogliamo spenderli bene. Oggi parliamo di MyPortal. MyPortal rappresenta una delle strategie fondamentali della Regione del Veneto nell'ambito della trasformazione digitale per i servizi al cittadino. Uno degli obiettivi fondamentali con cui stiamo investendo e sviluppando la piattaforma è, da un lato, per averla adeguata anche alle direttive del PNRR, ma soprattutto uno degli obiettivi fondamentali è creare una strategia che sia resiliente all'oggi e resiliente a domani. Oggi le risorse per fare trasformazione digitale grazie al PNRR ci sono, ma nel 2026 sarà necessario anche avere un'infrastruttura che sappia anche mantenere i servizi finanziati col PNRR ancora attivi e rivolti verso il cittadino. Oggi abbiamo fatto il punto insieme sull'avviso 141, quindi cittadino informato e cittadino attivo, e abbiamo avuto anche occasione di fare un po' la fotografia di come oggi è messo la Regione Veneto. Sappiamo che il numero di candidature in Veneto è stato molto elevato su questo avviso, quindi ben 540 comuni si sono candidati e hanno avuto finanziamento, e il 98% di questi comuni ha candidato il pacchetto completo, quindi sia cittadino informato che cittadino attivo. E questo non può che renderci felici in un percorso che il PNR vuole spingere, quindi vuole spingere verso il miglioramento dell'esperienza che i cittadini avranno sia nell'informarsi sia nella parte di transazioni che potranno fare. Siamo entrati chiaramente nella fase più importante, che è quella dopo la candidatura dell'ottenimento del finanziamento, di realizzare i progetti, e siamo qua oggi proprio per cercare di rendere tutto insieme, grazie alla spinta che Regione sta dando, un ecosistema sostenibile, collaborativo e sinergico tra gli enti che beneficiano, e quindi direttamente i comuni, quelli che sono ovviamente i fornitori, player, partner tecnologici del territorio, e la governance e visione strategica della Regione, che ovviamente supporta e indirizza anche tramite una serie di sviluppi che ha fatto. E ringraziamo la Regione del Veneto per l'impegno che sta mettendo a terra, diciamo, con tutti i comuni, e per diffondere l'ecosistema di MyPortal 3, e che ci consente effettivamente di realizzare dei servizi utili per i cittadini, e speriamo di avere un riscontro positivo. MyPortal 3 vuole interpretare sia la parte di cittadino informato che la parte di cittadino attivo, fornendo una novità importante, che è l'area personale del cittadino, MyArea, quello che noi chiamiamo MyArea. Dal nostro punto di vista MyArea è l'elemento, il fulcro proprio di tutto il lavoro di innovazione che è stato fatto attorno a MyPortal 3, e che permetterà a tutti i partner tecnologici degli enti di mettere a disposizione i propri servizi, offrendo un unico luogo per il cittadino dove trovare il proprio percorso digitale.